Mi sento orgogliosamente padovana, orgogliosamente veneta, orgogliosamente italiana, perché noi italiani siamo un grande popolo. Il Presidente del Senato è tornata a Padova per la prima volta dopo 2 mesi e mezzo dall'inizio dell'emergenza coronavirus e per prima cosa ha fatto visita all'ospedale, ufficialmente in forma privata, ma ovviamente nella pratica non è stato così, rimanendo all'esterno nel chiostro del Giustinianeo per non intralciare l'attività sanitaria. Per ringraziare tutti i medici, tutto il personale sanitario, amministrativo, tutti, per il grande lavoro che avete svolto con grande coraggio, con grande sacrificio. Ieri al Senato, racconta la Casellati, su sua iniziativa tutti i gruppi parlamentari e quindi tutti i partiti hanno sottoscritto un disegno di legge per l'istituzione di una cosiddetta giornata dei camici bianchi che abbia anche risvolti concreti. Allora è tempo che anche ai medici, a tutto il personale tutto, ci sia un fine mese con più soldi in tasca. Il numero 2 dello Stato, ricevuta dalle autorità di comune, provincia, università e dal prefetto, ha raccontato come ha visto Padova da lontano. Vedevo la mia Padova con orgoglio, perché Padova è un modello per il Veneto, per l'Italia, ma per il mondo, sia da un punto di vista dell'organizzazione che ha saputo fare, sia da un punto di vista della ricerca, che è una ricerca avanzata. Una ricerca che porterà, magari proprio da Padova, alla scoperta di una terapia e poi di un vaccino anti-Covid. Intanto c'è da rispondere immediatamente ai bisogni concreti. Ma c'è anche un'emergenza economica. Noi dobbiamo rispondere, abbiamo il dovere di rispondere da subito a tutti i cittadini mettendo soldi in tasca agli italiani.